L'architettura barocca in Sicilia ha avuto una grande influenza sull'arte e sulla cultura dell'isola, e ha lasciato un'impronta duratura su molti dei suoi edifici storici e monumenti. Il barocco siciliano, chiamato anche stile delle nuvole, ha avuto il suo apice nel periodo tra il XVII e il XVIII secolo, ed è stato caratterizzato da un uso esagerato di decorazioni ornamentali, curvilinee e sinuose, che spesso coprivano interamente le superfici degli edifici. Uno dei più famosi esempi di architettura barocca siciliana è il Palazzo dei Normanni a Palermo, sede del Parlamento siciliano. Il palazzo, che risale al IX secolo, è stato aggiornato con l'aggiunta di numerose decorazioni barocche nel corso dei secoli. Altri esempi di architettura barocca siciliana includono il Duomo di Monreale, il Palazzo della Zisa a Palermo e il Convento dei Cappuccini a Catania. Oltre agli edifici pubblici, l'architettura barocca siciliana è presente anche in molti edifici privati, come le dimore aristocratiche e le case rurali. Anche le chiese sono spesso in stile barocco, con facciate ornate e interiors riccamente decorati. L'influenza del barocco siciliano si estende anche alla scultura e alla pittura. Molti artisti siciliani hanno prodotto opere d'arte in stile barocco, come il famoso pittore siciliano Antonio Mazza. L'architettura barocca siciliana è una parte importante della storia e della cultura dell'isola, e molti dei suoi edifici storici rimangono un'attrazione turistica popolare. Oggi, l'architettura barocca siciliana continua a essere apprezzata per la sua bellezza e il suo significato storico, e rimane una fonte di orgoglio per i siciliani. Qui in basso, in descrizione, troverete dei link utili e delle offerte promozionali a voi dedicate. Aiutateci a crescere mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale. Grazie e ci vediamo al prossimo video.